A 7 giorni dallo sgombero dell'ex Hotel Meridiana lungo il Terraglio, il comune di Mogliano Veneto ha avviato un intervento risolutivo. Ogni accesso all'edificio è stato murato e la scala esterna è stata rimossa per impedire qualsiasi nuova occupazione abusiva. Basta zone franche, ha dichiarato il sindaco Davide Bortolato. Nessuno rientrerà. Difendiamo i nostri quartieri, tuteliamo i cittadini. Legalità e sicurezza non sono negoziabili. Grazie all'aiuto di proprietari e costruttore, conferma il vice sindaco Leonardo Muraro, lo stabile è ora murato per impedire a qualsiasi sbandato di entrare, con controlli supportati da tecnologie avanzate come la videosorveglianza per monitorare in tempo reale qualsiasi movimento. Questa è un'area che era stata abusivamente occupata ed è la seconda volta che succedeva. È stato il proprietario molto attento, ringrazio anche lui, ha fatto murare tutti gli accessi al piano terra e all'interno dello stabile ci sono dei sistemi di captazione e di violazione di sorveglianza, per cui se uno entra viene subito segnalato e abbiamo un'agenzia privata di pronto intervento. L'intervento sull'ex Meridiana rappresenta un messaggio chiaro. L'amministrazione comunale è decisa a contrastare il degrado urbano e a garantire il rispetto delle regole. Il vice sindaco Muraro ha sottolineato l'attenzione costante dell'amministrazione ai luoghi più vulnerabili del territorio. È un momento molto particolare per Mogliano perché con il decreto Ministero degli Interni per quanto riguarda Venezia, città metropolitana, l'entrata dell'aumento della polizia, carabinieri e dell'esercito, purtroppo stiamo notando che a Mogliano dobbiamo attenzionare maggiormente queste persone che si sono spostate da Mestre e Venezia verso il nostro territorio e questo ci ha fatto aumentare il controllo del territorio.